pure voleva anche conoscere Pier Giorgio, allora aveva sempre una battuta e faceva arrossire tutte le ragazze e lui lo faceva apposta. Una volta una mia amica mi ha detto: ma io non ci vengo più, e dico: ma staci al gioco, lui ci gioca e basta. Dico: guarda, io se fossi gelosa e se non sapessi che lui è il marito più fedele del mondo, io non farei entrare proprio nessuno. Però lui è così e basta. Ma e con te com'è? Dico, è dolcissimo, è il mio marito amoroso, dolcissimo, e siamo una coppia che io vorrei veramente che tutte le coppie possano essere così felici come siamo noi, perché ci leggevamo i desideri dagli occhi. Lui non mi ha mai fatto risentire della sua malattia, anzi lui verso gli ultimi 2 anni mi diceva spesso: ma tu non ce la fai più. Lui voleva estorcermi queste parole, non ce la faccio più, per avere una scusa di dire: allora è ora che me ne vado. Di questo ne sono sicura. Dice: ma che cosa ti dice che io non ce la farei più? Non vedi? Sì, ma c'hai sonno. Vabbè, dico, sonno ce l'abbiamo tutti, ma io dormo la sera quando vado a letto, prima degli 11 non ci andavo mai, e mi addormentavo però anche dopo di lui, perché gli davo la pasticca, io poi facevo ancora qualche cosa e poi lui si addormentava, poi andavo a letto io. E la mattina mi svegliavo però lui. Mi fa: dormi ancora? No, non sono sveglia. Per non fargli capire che io ancora dormivo. Ma t'ho svegliato? No, no, ero già sveglia. Bugie. Ecco, era sempre un cercare di aiutarsi per sopportare quello che era veramente difficile a portare e a sopportare. E una volta mi disse: tu con questo sorriso ebete che mi giri intorno, ma tu che credi che in questa maniera tu mi puoi salvare la vita, mi puoi tirare giù dal letto? E io gli dissi: ma guarda, io non, se io piangessi intorno a te sarebbe meglio? La tua vita sarebbe più facile da sopportare? E gli scrissi una piccola lettera e gliel'ho postata una volta sul suo forum. Gentile signor Welby, ma lei sarebbe più contento se io girassi intorno al suo letto col muso, con gli occhi in pianto, con gli occhi rossi di pianto, sempre triste? La sua malattia, il suo modo di essere sarebbe più felice, sarebbe più contento. Lei avrebbe soltanto un'altra scusa per dire: io voglio l'eutanasia. E gliel'ho detto proprio in faccia. E mi ha ringraziato perché poi mi disse: va bene, ho detto: perdonami che sono stata dura, perché poche volte lo sono stata, una volta però ho litigato, ma a voce. Questa era qualche settimana prima che lui avesse poi avuto veramente la sicurezza che c'era dottor Riccio e che veniva veramente a togliergli il respiratore, perché io non volevo che se ne andasse. Per me era il destino vivere con lui e vivere ancora per tanti anni, perché io non potevo capire che una persona che la mattina si faceva lavare, si faceva vestire come voleva lui, con quella camicia, con quella maglietta, con quei pantaloni, con quei calzini, con quelle scarpe, e non quelle che dicevo io, perché lui voleva abbinare le cose come voleva lui, mettere il dopobarba, mettere il deodorante. E chi può credere che una persona che vuole tutte queste cose voglia morire? Chi? Voi ci avreste creduto? Ditemelo. Credo proprio di no. Io non potevo crederci. Ancora l'ultima sera, alle 7, voleva, sì, erano le 7, voleva alzarsi, mettersi seduto sulla sua torpedo blu, come la chiamava, e sulla sua carrozzina, appunto quella di cui parlava,
e voleva il suo computer, voleva leggere le ultime notizie che gli avevano mandato, perché c'era una giornalista che gli mandava sempre tutte le agenzie uscite di quel giorno, e lì c'era l'agenzia di un articolo del Times, di New York Times, dove dice un poeta italiano chiede di morire. Mi fece così segno con gli occhi, io lessi e mi è venuta veramente una stretta alla gola. Lui ha copiato e incollato questo pezzo sul suo blog, questo è il suo ultimo copia e incolla, l'ha fatto con un dito e riusciva ancora a farlo, l'ha copiato e incollato sul suo blog Calibano. Io questo l'ho visto lì per lì, non lo vedevo. Dopo parecchi mesi ho guardato il suo blog e ho fatto poi tutto, ho salvato le parti più importanti e ho scritto la cronaca di una morte, perché era un lento morire, anzi tutte le nostre vite sono un lento morire, un lento andare via, un lento cambiare. E non è un attimo, la morte non è un attimo, non è un colpo. E poi alle 8 si fece mettere di nuovo sul letto, vennero tutte le persone a casa, venne il dottor Riccio, venne Pannella, Cappato, vennero 2 dottori del Belgio che avevano portato la medicina come chiedeva lui, perché in caso dottor Riccio, che secondo lui non avrebbe mai potuto trovare la vena femorale, perché in ospedale non gli avevano mai trovato una vena, perché anche quella, quando hanno cercato di prendere quella centrale, gli hanno bucato il polmone, quindi aveva veramente paura. No, Riccio non ci riesce. E allora Riccio può attaccare il suo diploma al chiodo, non l'ha attaccato al chiodo, ha fatto scrivere una sentenza. Ecco, di questo sono veramente molto contenta. E io poi gli dissi pure: ma tu come puoi pretendere che a un medico che ha una figlia debba poi rispondere davanti a un giudice? E lui mi fa: non gli succede niente. Lui aveva già studiato tutto, non gli succederà niente, infatti non è successo niente, ma perché siamo stati fortunati ad aver trovato Zaira Secchi. Se avesse avuto un altro giudice forse sarebbe stato diverso. Io vi posso dire solo una cosa, che ci sono dei malati che si rivolgono a me perché vorrebbero fare la stessa cosa che ha fatto Welby. La prima cosa che gli dico: guarda, io non vi posso aiutare. Voi potete parlare con i vostri medici che vi hanno tracheotomizzati, dove voi andate ancora a farvi cambiare la vostra cannula. Voi potete chiedere in quel momento di sedarvi e lasciarvi andare via. Chiedetelo per iscritto. Fate una dichiarazione davanti a un notaio, fatelo così. E mi hanno detto sempre: nessuno ci ascolta, nessun medico lo fa, non hanno il coraggio. Ho detto: ma c'è una sentenza per Riccio, ma loro dicono: se a noi non ci capita un giudice così, che cosa ci succede? Noi abbiamo famiglia. E hanno ragione. Quindi serve veramente anche una legge dove i medici vengano tutelati anche per le persone che stanno veramente in gravi condizioni e dove non vogliono per esempio essere tracheostomizzati. Nel momento che loro lo dicono soltanto ai parenti e i parenti poi portano queste persone in ospedale già in coma, sanno benissimo che la SLA non ha scampo, sarebbe meglio, se sono già andati in coma, non portarli in ospedale. Ormai non soffrono più, se stanno in coma non soffrono più.